nodo, la rete dai 1000 nodi, la tela di ragno che regge, cattura, soffoca, fasciando in un abbraccio vivo se mortale. Nell'unione vi è il presagio del distacco, di nascita o di sacrificio. La luce è cosa dolce dopo il pianto del parto. Il buio è complice dell'amore finché il fuoco arde. Il mondo dell'immaginazione è una forma di abbraccio tra occhio e memoria, tra emozione e seduzione, ed offre mirabili esempi. La Vesica Piscis, cerchi costruiti sull'ombra tracciata da un'asta piantata nella madre terra, o altrimenti rappresentata da un fungo turgido o dal fallo di Dionisio, racchiudendo la giornata da est ad ovest, da nord a sud, rappresenta la vescica universale che, cerchiando il quadrato nell'incrocio delle ellissi, è inevitabilmente simbolo del genitale femminile. Vitruvio, inserendo l'ignudo corpo mortale, configurerà il simbolo all'uomo, l'astratto eterno destinato alla caducità. Ogni incontro con il sacro genera solidi di mistero. I templi dell'Asia Minore e del Nord Africa venivano orientati dallo gnomone, l'asta elevata sopradetta. Platone costruirà i suoi solidi sul triangolo equilatero, e l'occhio di Dio o il suo nimbo di luce viene così rappresentato. Un Dio isolato, cui il filosofo, per dargli corpo, sviluppa nel tetraedro piramidale, che serge come fiamma, una fisicità astratta. Salomone, con saggezza pagana, ne trasse l'esagramma, simbolo dell'aria, per la sua leggerezza. Per i pitagorici la forma perfetta è il cubo, e l'oracolo di Delo ordinò la duplicazione degli altari cubici per sconfiggere la pestilenza. La magica perfezione del cubo, inaccessibile, è però sterile. La sua duplicazione genererà le sezioni coniche, e l'arte greca fu il risultato estetico del ragionamento filosofico platonico. Un abbraccio millenario, tuttora fruttifero. Lo scontro tra il centauro e il lapicida, metopa trafugata dal Partenone ed ora al British Museum, risale al 440 a.C. L'uomo soccombe al centauro, forma mitica, metà uomo, metà cavallo. La furia scatenata dalla parte selvaggia ha il sopravvento sul mortale finché è solo. La battaglia vedrà vittoriosi i Lapiti, leggendario popolo greco che, sconfiggendo i disumani, ossia la loro metà bestiale, ergono la ragione a difesa del caos primordiale. Tuttavia, la guerra continua ad occupare la nostra mente
che brama ricchezza e potenza, miscela micidiale. Nelle metropoli dell'abbondanza l'avidità salda come bitume le società e come 5.000 anni fa sulla fertile Mesopotamia, ove i frutti della terra eccedevano la necessità, combattiamo dissipando ricchezza. Forse l'economia s'abbraccia da sempre alla guerra. 9.000 anni avanti Cristo, in Giudea, un artista celebrò l'atto sessuale, il fare l'amore con tenerezza struggente. La pietra, alleggerita dalla sua gravità, dall'abile mano che scolpì seni e sesso, rappresentò il flusso della vita nel suo concepimento. La statua di Tara, dea della compassione generosa, nella piena perfezione femminile associa l'idea della bellezza divina. Osservate la mano sinistra sollevata, una richiesta di attesa simile al gesto dell'altra mano dell'Annunziata di Palermo di Antonello da Messina. Dall'altra parte del mondo, nel Messico settentrionale, più o meno nello stesso secolo, la dea della fertilità è rappresentata con un realismo astratto di cerchi, rettangoli, triangoli. Né Pitagora né Picasso avrebbero potuto far di meglio. La maternità ha lasciato segni attorno ai seni e nei fianchi allargati. In azteco il nome della dea della fertilità significa dea della sporcizia, associazione perfetta con la realtà del parto. Chi ha assistito alla nascita di qualsiasi essere vivente si sarà meravigliato di vedere la madre pulire ogni escremento, ogni scarto organico, pur di lasciare pulizia attorno al neonato. La vita è cosa sporca che richiede pulizia per sopravvivere. In India gli opposti si congiungono. Shiva, dalle 4 braccia, ne usa una per abbracciare Parvati, la moglie, le altre per mantenere l'equilibrio meditativo, l'amore fisico tumultuoso. Si sposa così, con lo spirito divino, un Dio trino, lui, lei, lo spirito, ancora il triangolo, equilatero, platonico, che include la fervente sessualità, geometrica umanità sulle piante delle chiese romane, l'abside e la testa, il transetto le braccia, la navata le gambe unite. La sacralità è nella forma a croce cui uomini di uomini e uomini di Dio perirono per aver violato leggi umane, per coerenza a principi, per salvare i propri simili. Vita dalla morte paradossale. La Via Lattea, secondo il mito greco, nasce da uno spruzzo di latte sfuggito dalla bocca di Ercole allattato da Giunone.
origine della vita. La sposa di Giove, aureolata e riccamente ingioiellata, nella sua superba nudità, schizza latte ogni dove. Un carro di Apollo si è fermato. Giove, con aria perplessa, ci ricorda Giuseppe, padre putativo di Gesù. Le frecce di Giove, simbolo del suo potere, sono raccolte ai suoi piedi. Aquile annunciano l'evento regale al cielo. Sarà per la madre intrappolata a vita nell'affetto per il figlio, o per quest'ultimo destinato dagli dei, suoi genitori, a fatiche disumane? Cosmico è l'abbraccio di Atlante. Lunghe, muscolose braccia reggono sulle spalle l'universo intero. Lo sforzo titanico gli ruga la fronte e scolpisce gli addominali. Dal globo, comunque, non viene alcun segnale. Ercole lo sostituisce provvisoriamente. Atlante ha da cambiar la faccia alla terra. Forse, chissà, affonderà Atlantide. Soli, stelle, uomini hanno altro cui pensare. Obbedire ad un dovere esclude riconoscenza. Chi l'attende si rovinerà il fegato. Prometeo insegna. Donò il fuoco agli uomini, li aiutò ad uscire dalle tenebre, a scaldare il corpo, a cuocere il cibo. Dalla notte dei tempi resta aggrappato alla roccia che lo abbraccia. Amplexus, complexus. L'equivalente latino è avvicinarsi tra Dio e l'uomo. Avvicinamento celebrato nella Cappella Sistina da Michelangelo. Chi dei due chiede aiuto? Un Dio anziano, sorretto da un nuvolo d'angioletti, mostra membra fragili ed il suo gesto è stanco. L'uomo, un Adone palestrato, non si scompone dal riposo, porge la mano con noncuranza al dito teso del Padre Celeste. Il mancato abbraccio renderà l'umanità mortale, regalando a Dio un'inutile eternità. L'uomo può redimersi, ergersi, prolificare, costruire una dignità meritevole d'ammirazione per aver abbracciato la libertà. Alchimia delle parole, l'abbraccio abbandonato o l'abbandono dall'abbraccio. Botticelli, con Marte e Venere, esprime la petite mort del guerriero e la inesauribile e fiera bellezza della dea dell'amore. La dualità fusa nell'amplesso si scinde. Lui assopito, inerte, sbeffeggiato da piccoli satiri, impegnati a ridestargli i sensi. Le armi di Venere trasformano in giocattoli quelli dell'uomo e lo sguardo indifferente di lei, piena di voluttuose grazie, è già rivolto altrove. Venere è libera d'amare, lui, liberato per un po', è dal desiderio. Chagall, il pittore degli abbracci volanti, li rappresenta drammaticamente congiunti dal destino comune. Lei, Eva,
prima ancora di Pandora, fu radice d'ogni male perché fonte di inimmaginabile desiderio. Lui, l'Anthropos, l'Adamo, il progenitore delle religioni monoteiste. Loro, noi, siamo così, geometricamente destinati a confonderci nel tempo, entità di infinito abbraccio.